Prima ha vinto e poi ha rivinto, e direttamente al primo turno. Paolo Perenzin a Feltre si avvia a concludere il suo secondo mandato elettorale, ma il gruppo ovviamente resta in campo. La nostra squadra sarà sicuramente in campo, anche se per noi per il momento non è ancora ora di pensare alle prossime elezioni, perché abbiamo davanti un anno che sarà un anno assolutamente denso, impegnativo, nel quale porteremo certamente a compimento molti dei progetti a cui abbiamo iniziato a lavorare dal 2012, per cui ci penseremo a tempo debito. Tante le cose fatte, raccontate anche nella conferenza stampa di fine anno, ma tante quelle che si sa già andranno fatte. Assolutamente sì, lasceremo questi 2 mandati anche con un buon carnet di progetti che sarà necessariamente portato avanti dalla successiva amministrazione, e questo è il motivo per cui noi cercheremo di presentarci il più forti possibili. 2 mandati, la politica nel sangue, ma anche tanta voglia di tornare dai suoi ragazzi e ricominciare a fare l'insegnante, un sindaco che lascia, ma sempre con il sorriso. Come sensazione personale diciamo che se c'è una nuova squadra deve essere nuova. E quindi Perenzin... Basta, dai.